Amici dell'edicola di Pinuccio, buonasera e benvenuti. Siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport Italo Bonini di Cinque Frondi, pronti a trasmettervi questa 22esima giornata di campionato Serie B2 femminile, dove girone M, dove ad affrontarsi saranno la Sensation Profumerie, Polisportiva Gioiosa Ionica e Centro Universitario Sportivo Catania Volley. Qui che vi parla è Gabriele Bonini, a fianco a me c'è come sempre Renato Gallo. Buonasera, io non ci sono, sì ci sono. Ci sentiamo poco in cuffia, sistemiamo subito. Squadre pronte al riconoscimento. Un richiamo alle panchine, come mai non so. Erano pronte a fare i saluti al pubblico del Palabonini. Dopo tanti anni al Palabonini torna una squadra di Serie B femminile a giocare. Per noi è una novità, per chi ci sta seguendo da Catania e nelle mura amiche del Gioiosa Ionica. Siamo abituati al maschile, quindi stagione maschile che si è conclusa ieri con la vittoria per 3-1 della Jolly Cinque Frondi, campionato Serie B maschile, girone I, ultima giornata, sulla Volo Saber Palermo. Io non mi sento, non so se online c'è. Quindi all'inizio magari ci troverete un po' titubanti, dobbiamo prenderci un po' la voce in questo caso sul femminile. I nomi soprattutto. Sì, noi non siamo, spieghiamo che non siamo tecnici noi, siamo Assolutamente amatoriali no. e quindi... Assolutamente non siamo tecnici, non capiamo un tubo di pallavolo. Siamo... Diciamolo in anticipo, se no... Solo la passione ci spinge a mandare in onda gli eventi del nostro territorio sul nostro portale, e la passione ci ha spinto anche a fare il commento delle partite di volley. Quasi tutto pronto al Palabonini, le avete viste adesso le due squadre ai saluti. Ecco le due panchine, le indicazioni di mister Salvatore Albanese per la Sensation Profumeria Gioiosa e le indicazioni di mister Santino Sciacca per il CUS Catania. Il primo arbitro Maglia Gabriele, secondo arbitro è Menallo Gianfranco. Allora, c'è un numero 7 che noi non abbiamo. Dobbiamo chiedere, vado a chiedere. Che qua vicino. Guarda se è in campo la numero 7, no. 17, allora. Martina, Landonio Martina. Sì, Che noi abbiamo come numero 4. Numero 7, Landonio. Quindi questa... Ok. Sicuri? O c'è una sorella che ha il numero 7, Abbiamo che ha il numero 4? Le formazioni poco fa. Tutto pronto al Palabonini di Cinque Frondi. Prende adesso il pallone in mano il numero 9 della Sensation Profumerie Gioiosa, che è pronta a battere il pallone, primo pallone al Palabonini. La ricezione del numero 20 del CUS Catania, ricezione difettosa, quindi primo punto per
Sensation Profumerie Gioiosa. Ancora Sousa al servizio, stavolta meglio la ricezione del Catania. Sousa copre, tocca le mani del muro avversario e poi l'ottimo attacco centrale del numero 20 Cianci, che non abbiamo neanche, non pervenuta. 20. Cerchiamo di vedere i nomi sulle maglie. I nomi sì, ci hanno dato altri nomi, altri numeri. Infatti c'è uno pari al servizio proprio Cianci, riceve il libero della Sensation Profumerie, poi Suelen Oliveira schiaccia, non c'è il tocco, quindi punto per Cus Catania che passa in vantaggio 1-2. Abbiamo visto anche il replay adesso. Gioca la Sensation Profumerie Gioiosa, il recupero del Cus Volley Catania. Il pallone ancora libero della Sensation Profumerie. Ottima difesa del Catania, tocca le mani del muro avversario. Poi su Helen Oliveira mette a segno il punto del pari. Due a due. Marica Costabile al servizio, gestione del libero del Cus Catania. Il fallo è del muro della Sensation Profumerie Gioiosa Ionica, quindi 2-3 per gli ospiti. Abbiamo la visuale impallata dall'arbitro, quindi la rete si vede poco. Ricezione difettosa, salta la numero 20 Cianci, mette giù il pallone del 2-4. Lombardo alla battuta. Sempre sul libero preso di mira, ottimo primo tempo della Sensation Profumeria Gioiosa, 3-4. Federica Mancino al servizio. Ricezione buona del Cus Catania che attacca da posto 4 e il muro, monster block della Sensation Profumerie che fa subito 4 pari. Interrompe il break delle avversarie Gioiosa Ionica, che adesso è ancora al servizio con Federica Mancino. Palla sempre sul libero del Catania, l'ottima schiacciata di Lorenzo. Lito ancora Di Lorenzo, il pallonetto si tuffa Mancino, non basta, pallone che cade nel campo avversario, fuori, 4-5. Apprezzare comunque il tuffo di Federica Mancino che ha tentato il recupero in extremis. Gioca la Sensation Profumeria Gioiosa, con Suellen, da posto 2 con da Silva Suellen. Questa è una vecchia conoscenza. 5 pari. Proprio da Silva al servizio, Ferlito, alzata al centro per la numero 5 Leone, che viene murata e quindi nuovo vantaggio per la Sensation Profumeria Gioiosa, 6-5.
telecamera che state vedendo è gestita dalla tirocinante Alessia Nasso. Prima esperienza alla camera per lei. Suelen attacca Ferlito, l'alzata per Di Lorenzo, buona diagonale, poi il recupero ottimo della Sensation Profumeria Gioiosa. Ferlito va a posto 4 dalla numero 14 Franzò, palla che termina out e quindi stavolta il break è della Gioiosa Ionica. 7-5. Chiama formazione la squadra di casa. La squadra di casa che oggi gioca in trasferta. Il capitano Costabile chiama formazione. E quindi ancora Suelen da Silva al servizio. Riceve il Cuscatania che gioca ancora una volta al centro con Leone. 7-6. Servizio Catania. Attacca da Silva. Si tuffa la numero 1 Di Lorenzo. Poi la schiacciata del numero 14 Franzò, messa a segno. Pareggia subito Cuscatania. Pallone che è finita sulle sbarre del Palabonini. Di Lorenzo al servizio, errore in ricezione della Sensation Profumeria Gioiosa. Ottavo punto per la formazione siciliana. Ed è ancora Di Lorenzo al servizio. Jump float per lei, palla out però 8 pari. Ed è pronta al servizio la numero 7. Della Sensation. Di Lorenzo si propone per la schiacciata. Buona difesa della Profumeria Gioiosa Ionica. Da posto 4 il pallonetto di Franzò. Poi ancora la schiacciata di Marica Costabile. Buona costruzione della Sensation Profumeria Gioiosa Ionica, che ha saputo rispondere agli attacchi avversari. 9-8 i rimproveri di mister Salvatore Albanese. Pallone flottante, Ferlito sceglie e trova Leone. Poi il punto della Sensation Profumeria Gioiosa, 10-8. Quindi Landonio al servizio. Ricezione della numero 5 Leone. Schiaccia Franzò. Dall'altra parte c'è pallonetto di Costabile. Ha scelto di non forzare la giocata Marica Costabile. Scavalca il muro avversario e trova lo spiraglio giusto. Ancora Landoni al servizio. Il muro della Sensation, buona la copertura del libero Davi. E poi la diagonale vincente di Franzò, che si rivela molto pericolosa per la Sensation Profumeria Gioiosa. 11-9. Servizio di Franzò. Il muro, buono il recupero del libero della
Sensation, un altro recupero, stavolta nell'altro campo. Alzata in bugger di Elisa Darretta, poi palla out, 11-10. Federica Franzò alla battuta per il Cusso Catania. Palla su Darretta, Marica Costabile schiaccia bene e ottiene il 12° punto. Sfrutta la sua altezza Costabile. Sì, brava anche con la rotazione del braccio, ha preso in pieno sul braccio l'avversaria. Salvatore Martina alla battuta per la Sensation. Da fondo campo, Ferlito, va dal numero 17, Lombardo, palla out. 13° punto, Sensation Profumeria Gioiosa. E quindi pronta al servizio Martina Salvatore. Riceve il libero del Cus Catania. Buona la schiacciata e buona la difesa proprio di Salvatore. Marica Costabile tiene in gioco Franzè. Poi Leone, l'attacco centrale, il tuffo ottimo di Martina Salvatore. Altro pallonetto di Leone. Stavolta le giocatrici della Sensation Profumerie non riescono a recuperare il pallone. 11° punto per Cus Catania. Da apprezzare questi 2 o 3 recuperi di Martina Salvatore. Comunque poi il punto è andato al Cus Catania. Leone Valentina al servizio. Pallonetto, rimanda di là l'alzatrice della Sensation Profumerie. Poi pallone di nuovo nel campo della Gioiosa Ionica che schiaccia ancora. Con chi se non con lei? Marica Costabile. 14-11. +1 per Sensation Profumerie con Sousa al servizio. Pallone a spiovente, poi sempre dal centro, stavolta però con Cianci, trova il punto Cus Catania, 14-12. Provate tanto nel riscaldamento, le alzate al centro, Renato, ed infatti Ferlito al servizio. ricevuto da Retta, poi la schiacciata della Sensation Profumerie, Ferlito in bugger, poi il pallonetto della Cus Catania, rimanda di là la Sensation Profumerie, Di Lorenzo poi schiaccia out e va di nuovo a +3. Gioiosa Ionica, 15-12. È proprio Costabile ora al servizio. Ferlito Mancino, alza, va da difesa Lombardo. del libero. Ferlito tiene in gioco l'alzata del libero, la schiacciata di Lorenzo, il recupero ottimo della Sensation, però c'è la doppia. Pestata. Ah, pestata, ok. Seconda linea Costabile. Sì, sì, oltre il piede. Buona la battuta di Lombardo, pallone che torna nel campo della Sensation su Helen da Silva, pallonetto, pallone recuperato, rimandato di là da Di Lorenzo, schiaccia poi numero 7 Landonio che ottiene il punto numero 16. Pronta al servizio Federica Mancino.
Palla su Franzè, Di Lorenzo chiamata in causa, Out. palla out. Forse c'è stato un fallo del muro secondo l'arbitro, perché non ha dato indicazioni. Sì, il secondo arbitro, penso gli abbia fatto cenno. 16-14, da qua forse non la vediamo proprio la rete. La rete c'è l'arbitro vediamo, che sì, ci copre. il movimento della rete. Cianci al servizio. Servizio di Cianci, gioca la Sensation Profumeria Gioiosa con Suelen da Silva. 17° punto. Giocatrice di esperienza, calabrese. Gabriele giocava a Polistena anni fa. Sì, alla Dea Volley. Allenata proprio dal mister albanese. Ed è proprio lei al servizio. Salto. Molto buona il suo servizio, l'ottimo recupero del Cus Catania che poi Franzò. schiaccia e trova il 15° punto con Franzò. Fatto bene ad ottenere subito il cambio palla con un servizio di Da Silva molto pericoloso. Servizio Cus, pallonetto di Salvatore. Buona la schiacciata, tiene però in gioco Darretta. Rimanda di là la Sensation Profumeria. Ferlito va al centro da Leone che trova il 16° punto. Continua a giocare al centro Cus Catania. Se non mi sbaglio ha toccato Suelen da Silva il pallone. Al centro questa battuta. Suelen da Silva con il suo mancino schiaccia forte questo pallone. Poi Franzè risponde. Buona la risposta di Darretta. Libero pallonetto di Da Silva. Letto bene da Cus Catania. Poi Di Lorenzo manda questo pallone out e allunga la Sensation Profumerie. Il punteggio. Break. La formazione di casa al servizio. Adesso Landonio. Rimanda di là Ferlito. Brava, legge bene la situazione. Con una Vede palla, l'angolino ovviamente. palla molto Non attaccata ci può a rete. arrivare Darretta. Federica Franzò al servizio per il Cus Catania. Su Costabile. È Costabile che schiaccia. Muro. Oh, manda dall'altra parte Darretta. Ferlito alza. Ha schiacciato Lombardo. Tocco del muro. Costabile. Non ce la fa il libero Davi. Ed è sempre lei a farsi rendere pericolosa per le avversarie. Marica Costabile. Ha chiamato formazione. La Sensation Profumerie. Poi Franzò è andato a parlare con il primo arbitro. Non so per cosa. Al servizio c'è Martina Salvatore. Batte da fondo campo. Franzò è ottimo il primo tempo di Leone. 19-18. La Sensation Profumerie non riesce a contrastare l'attacco centrale delle catanesi. E ora è proprio Leone al servizio. Pallonetto. Palla spinta. Pipe che si ferma sulla rete, quella di Franzò. Ha tentato una costruzione diversa. La formazione di Mister
Sciacca. Tanto time out Gabriele del Catania. Andiamo in zona Cesarini come abbiamo sempre detto, quando arriviamo sul 20. Ecco le indicazioni. Il Sciacca, secondo allenatore, è Claudio Cammarata. Squadre di nuovo in campo al Palabonini, 20-18 questo primo set. Asciugare il campo del Cus Catania mentre è pronta la numero 9 Sousa, alzatrice della Sensation Profumerie al servizio. Pallone sul Lombardo, il pallonetto, i Cianci, poi la schiacciata della Sensation Profumerie. Lombardo ancora, autocopertura di Mancino, poi Da Silva schiacciato per la Sensation, ha schiacciato poi di nuovo Lombardo, ha insistito da quel lato il Cus Catania e alla fine ha ottenuto il 19° punto. Ferrito al servizio. Schiaccia A tutto braccio avversario su Ellen Da Silva. 21 per la Sensation Profumerie, 19 per Cus Catania. Adesso al servizio Marica Costabile. Si ferma però sulla rete, la sua battuta, 20° punto per Catania. Era in break la formazione di Gioiosa. Sì, siamo nella zona calda del set, tra l'altro Lucrezia Lombardo ora al servizio. i palloni sono pesanti. Ricevuto da Retta, l'attacco di Suelen Da Silva, però poi tocca la rete. Sì, con il braccio appena termina l'esecuzione della schiacciata. Quindi ancora battuta per Federica Mancino. No, pardon, Lombardo al servizio. Servizio che termina sulla rete, 22° punto per la Sensation Profumeria. Adesso è al servizio Federica Mancino. Servizio molto teso. Riuscita a sistemare il pallone Ferlito. Tocca all'alzatrice della Sensation. Poi Da Silva ottiene il money e out per il 23-21. Torna in break la Sensation Profumeria Gioiosa Ionica. Altro time out chiesto dal Cus Catania. Ci sta sul 23-21. Squadre di nuovo in campo dopo questo secondo time out di questo set. 0 richieste ancora dalla Sensation Profumerie, non ce n'è stato bisogno. 2 chiesti invece dalla Cus Catania. Al servizio la Sensation Profumerie con Federica Mancino. Jump float per lei. Ferlito va da Di Lorenzo, palla spinta. Trova il petto
di Federica Mancino in una posizione più avanzata. 23-22. Cambio in vista per il Cus Catania. Esce al servizio Cianci, numero 20 centrale. Entra la numero 3 Giada Musumeci. Solito cambio al posto del centrale in battuta nel finale di set. Palla su Landonio, la schiacciata poi di Da Silva, Di Lorenzo per Cus Catania. Ancora Da Silva, chiamata in causa e chiude, anzi porta a 24 il punteggio. Forse un pallone destinato out, l'ha preso la numero 17 se non mi sbaglio del Cus Catania, Lombardo. Questa formazione, tutto ok, gioco che può riprendere, c'è Suelen Da Silva al servizio. Pallone molto teso, errore in ricezione del Cus Catania. Chiude il primo set la Sensation Profumerie Gioiosa Ionica 25-22. Vi ricordo come sempre di seguirci sui nostri canali social Facebook e Instagram Edicola di Pinuccio. Basta scansionare il QR code in basso a sinistra, vi porterà ad una pagina in cui ci sono tutti i link a disposizione. Vediamo insieme invece i risultati della scorsa giornata di campionato. La 21esima Cus Catania che ha perso 1-3 contro Traina SRL Caltanissetta. Volley Valley Funivia Etna Catania ha vinto 3-1 contro la Stefanese Volley. Pallavolo Crotone ha vinto il derby contro Fidelis Torretta Crotone per 3-1. La Procori Regina Volley ha vinto 3-0 contro la Sensation Profumerie. Saracena Cassiopea Sisa 3-0 contro Planet Strano Light Catania. Volley Region Reggio Calabria ha vinto 3-1 contro Brico City Alus Volley. E la Cosedil Zafferana ha vinto 3-0 contro Logos Ardens Comiso. È giusto Comiso? O Comiso? È giusto? Vediamo insieme invece chi sta giocando e chi ha giocato in questa 22esima giornata di campionato, con la Sensation Profumerie contro Cus Catania, la stiamo seguendo in diretta. Traina SRL Caltanissetta contro Volley Valley Funivia Etna Catania, ha vinto 3-0 il Traina SRL. Stefanese Volley contro Pallavolo Crotone che sta giocando in contemporanea. Poi abbiamo Fidelis Torretta Crotone contro Cosedil Zafferana, ha vinto 3-0 Cosedil Zafferana. Brico City Alus Volley Saracena Cassiopea Sisa con la vittoria per 3-0 di Brico City Alus Volley. Planet Strano Lights Catania contro Procori e Regina Volley, ha vinto 3-0 Procori e Regina Volley. E Logo Sardens Comiso sta giocando in contemporanea contro la Volley Region Reggio Calabria. Fischia adesso l'arbitro, gioco pronto per riprendere. Vediamo se ci sono cambi nelle due squadre, Renato. Nel CUS no, appena controllate. Da Silva, D'Araujo Susa,
Poi abbiamo Landonio, Costabile, il libero Darretta e Salvatore Martina. Cus in campo con Di Lorenzo, Leone, Davi. Ferlito, Franzò, Lombardo, Cianci. Tanto al primo tempo di Costabile per la Sensation Profumerie. Salvatore Martina Salvatore Martina Salvatore al servizio. Al servizio. Attacco centrale il solito, stavolta tiene in campo la Sensation Profumerie. Costabile ancora. Risponde anche con la solita carica Costabile e porta subito al break la sua squadra 2-0. Vedi Renato, stavolta la Sensation è riuscita a rispondere al primo tempo avversario che fino ad adesso ha fatto abbastanza male. Ora servizio Sensation, risponde Cus Catania con la numero 7. Davi? No. Numero 1. Numero 1 Di Lorenzo. Di Lorenzo sì. all'opposto. Che ora si appresta anche a servire. 2-1 accorcia le distanze. Cus Catania. Era quasi fuori. Attacco centrale, pallone che torna nel campo della Sensation Profumerie. Poi la solita Marica Costabile. E Costabile continua si dimostra la spina del fianco del Cus. Sì, sfrutta la sua altezza ancora una volta. Si coordina. Tanto +1 per la Sensation con De Arroyo Sousa, la brasiliana palleggiatrice della Sensation. Ricezione Cus Catania, l'attacco centrale murato di Leone. Franzò al schiacciata. Poi chi se non lei, Marica Costabile. 4-1. Al limite del campo, Costabile. Palla lunga. Ovviamente Sousa cerca la sua Costabile. Proprio Sousa che era al servizio. Franzò ha schiacciato per Cus Catania. Sousa va di nuovo da Costabile. Palla da Franzò e palla che poi carambola sulla muro, faccia di Costabile. Si sblocca Cus Catania 4-2 con Franzo Federica che ha appena fatto il punto e che si appresta ora alla battuta. La ricezione della Sensation Profumerie in bug rovesciato a cercare Marica Costabile. Il recupero della Profumeria Gioiosa, brava Di Lorenzo a tenere in gioco questo pallone, poi costretta alla free ball. Sousa ha cercato 17 Mancino, la centrale. Federica Mancino, sì. Buon primo tempo della Sensation Profumerie, 5-2. Pronta Marica Costabile al servizio. Ottiene il permesso dall'arbitro. Palla sulla numero 17 del Cus Catania. Poi ha schiacciato Leone. Risponde la Sensation Profumerie. Palla rimandata di là. Buona la copertura di Costabile. Di nuovo. Primo tempo vincente. Ancora lei, Federica Mancino. 6-2.
sta difendendo davvero bene la Sensation Profumerie, molto cinica nelle schiacciate adesso. Ancora Marica Costabile al si ferma sul servizio. nastro. Altro errore per lei. 6-3. Valentina Leone al servizio per Cusso Catania. Sull'Andonio. Oh, Non ci arriva, era troppo spostata la centrale. L'alzata di Araio Susa non viene sfruttata. ancora Leone al servizio. Ricezione della Sensation Profumerie. 4 Per due per volte di la seguito. Profumerie Gioiosa Ionica. Federica Mancino ha trovato la risposta del nastro sul tentativo di mandare la palla di là. 6-5. Gioco che riprende, palla che rimbalza sulla rete, poi brava Sosa a tenerla in gioco. Buona la schiacciata e ottiene il punto del pari Cus Catania. Sono 4 i punti consecutivi del Catania che dal 6-2 si è portata sul 6 pari con Leone e Valentina al servizio. E chiama formazione il capitano della Sensation Profumerie Gioiosa, Marica Costabile, che dà indicazioni anche alla sua compagna di squadra, Landonio. Tutto ok, gioco che può riprendere. E quindi ancora pronta Leone al servizio. Doppia. Free ball, la poteva sfruttare meglio Catania, l'alzata all'indietro di Sosa, Sarà una poi doppia brava comunque. Suelen da Silva. La palla è finita sul mento di Costabile. In ricezione, Gabriele. Tanto Mancino Federica al servizio. Così la ricezione del Cuscatania, infatti costretta all'alzata Davi. Poi pallone che si insacca. Cade a sinistra del muro di Martina Salvatore. Ricezione buona della Sensation Profumerie. Su Helen. Supera con un Silva. pallonetto Lombardo a muro. D'esperienza questo pallonetto. Sì, muro molto spostato comunque. Aveva lasciato una, almeno da quello che riesco a vedere, che c'ho l'arbitro proprio davanti. È sempre da Silva a servire. Attacco da posto 4 del Cus Catania. Sousa va in pipe da Marica Costabile. Sempre Tiene cercata. Davi. Di Lorenzo poi rimanda di là. Sousa, attacco centrale con il mancino. Martina. Federica, chi era? Martina Salvatore. 9-7. Bella azione della Sensation Profumeria che adesso è al servizio con Suelen da Silva. Palla che casca in campo, lascia scorrere la numero 17 Lombardo. Decimo punto per la Sensation Profumerie Gioiosa Ionica. Ancora Suelen Oliveira al servizio che trova in maniera fortunosa la spalla sempre del numero 17 Lombardo, un po' in difficoltà adesso in ricezione, infatti viene sostituita, entra la numero 3 Giada Musumeci al posto di Lucrezia Lombardo.
Quindi pronta ancora al servizio su Helen da Silva. Su Sempre Davi che si distende. insidiosa la sua battuta, Di Lorenzo, palla spinta, il bugger di Sousa. Landonio, tocco del muro. Mani out ottenuto da Landonio. Si porta a più 5 la Sensation. Da Silva al servizio. Non alla Primo ricezione tempo, ma Murata a mani out. Brava Cianci a trovare il money out per dare una scossa alle sue compagne di squadra. Buon primo tempo del Cuscatania. Questo è il servizio con la numero 3, Musumeci. Sousa va da su Helen Oliveira. Il recupero. Ottimo recupero di Lorenzo e ha rimandato di là Martina Musumeci. Salvatore. Out poi out. il colpo alla Sensation Profumerie. Sì, non riesce a lavorare di polso. Sì, sì. Tirato dritto. Servizio di Musumeci. Riceve la Sensation Profumerie. Buona la copertura di Davi. Franze. Grandissimo il recupero di Darretta. La schiacciata vincente di Lorenzo. Lasciano sia Costabile che Da Silva. Fanno passare questa palla in mezzo. Ancora sopra di 2 la Sensation Profumerie. E sempre al servizio Musumeci. Ricezione della Sensation Profumerie. Cerca la pipe ma era troppo avanzata. Marica Costabile in difficoltà qua. Cuscatania che però tiene il meglio. Chiude. Taglia questo diagonale. Non ho visto il numero, Gabriele. Se non mi sbaglio era di Lorenzo. Time out. 12-11 il punteggio. Chiama time out coach Salvatore Albanese. Lui che è di 5 Frondi, Renato, non l'abbiamo detto, quindi no? abbiamo solo detto che è allenata. Allenatore storico di 5 Frondi, ha allenato anche la Jolly, tante stagioni, vincendo una Coppa Calabria. Tante stagioni in Serie C. Con promozioni, poi passato alla femminile. Da secondo in Serie B. Serie B, con promozioni appunto, la Serie C. Poi passata alla femminile di Polistena per tanti anni. Sempre Musumeci al servizio. Landonio ha ricevuto l'ottima schiacciata in pipe di Marica Costabile. Su Helen Oliveira aveva recuperato il pallone, si è tuffata un po' troppo tardi Landonio ed è 12 pari. Sono 5 punti consecutivi. Sì, resuscitata del Cuscatania. Non riesce a sbloccare la situazione la Sensation. Questa rotazione non si sblocca. Mentre è pronta al servizio, sempre lei, Giada Musumeci. Molto teso il suo pallone. Su Helen da Silva schiaccia. Buona difesa. Davi ha alzato il pallone. Ci riprova. Ancora sempre lì. Oliveira. Davi. Poi Franzo ottiene il massimo e passa in vantaggio Cuscatania Volley. Con 6 punti consecutivi ora. 12-13. Momento no della Sensation.
Riceve Marica Costabile. Attacco il Tentato pallonetto il centrale. Pallone recuperato, ma rimbalza sulla rete. Sfortunato qua il Cus Catania. 13 pari. Brava Federica Mancino a mandare in confusione le avversarie con questo pallonetto. Landoni al servizio, si ferma sul nastro. Sulla rete. Passa di nuovo in vantaggio la formazione siciliana. Palla corta, ma molto corta. Servizio Cianci. Su Darretta. Costabile. Bella. E mette a terra. Un'ottima diagonale. Si è coordinata davvero bene. 14 pari. Martina Salvatore al servizio per la Sensation Profumerie Gioiosa Ionica. Alla ricezione del Cus Catania. Con il pugno schiaccia questo pallone Di Lorenzo. Ha ottenuto anche il tocco delle avversarie. Passa di nuovo in vantaggio Cus Catania. 14-15. Tenta il recupero Sousa, non gli è riuscito. Errore in ricezione per la Sensation Profumeria. Adesso sotto di 2 ed è il primo break a favore del Cus Catania in questo set. Di Lorenzo al servizio. Riceve Landonio. Marica Costabile. Sbuccia il muro avversario, poi il pallonetto tentato, buona la copertura di Da Silva. Marica Costabile ancora. Lungolinea di Costabile. Un'ottima lungolinea vincente. 15-16. De Arroyo al servizio. Corta. Franzo Burata. Primo tempo. Buona. C'è tocco. 15-17. Torna ad essere pericoloso il primo tempo della Catania. Buona la costruzione. Franzo Federica al servizio. Molto tesa sull'Antonio. Sosa in bagger per Da Silva. Ottima la copertura. Musumeci schiaccia, si tuffa Landonio, ma non basta. 15-18. Sì, palla sporcata dal muro. È rimasta in campo la numero 3 Giada Musumeci al posto di Lucrezia Lombardo e si è fatta sentire anche in attacco. Darretta riceve. Oh! Asta. Inevitabile. Sì, troppo lunga questa palla. Non poteva raggiungerla Costabile. 15-19. Vola Cus Catania Volley a +4. Pallone molto teso. Rimbalza davanti al libero Darretta. 15-20. Forse è il momento di un altro timeout. Ancora Salvatore Albanese sì. Se lo tiene stretto. Il secondo timeout a disposizione. Zona Cesarini quando arriviamo sul 20. Ricezione di Darretta. Sousa in bagger rovesciato per Marica Costabile. Viene in gioco Cus Catania, che adesso va in pipe con Franzò. Con il pugno alza questo pallone quanto può. Davi cerca di intercettare questa palla, ma la para praticamente.
16-20 con Costabile ora al servizio. Su Davì, primo Attacco tempo. centrale, ottima la difesa di Darretta che poi rimanda di là in free ball. Vediamo come sfrutta Catania Musumeci. con Musumeci. Si rende ancora una volta pericolosa. 21 per Cus Catania, 16 per la Sensation Profumerie. Leone al servizio. Barretta riceve, Sousa va dietro da Silva. Buono il suo mancino velenoso. 17-21. Il servizio di Federica Mancino. Teso su Musumeci. Ace sporco per Federica Mancino. 18-21. Quindi ancora Federica Mancino al servizio per la Sensation Profumerie Gioiosa Ionica. Di nuovo. Ancora una volta, ancora lì sulla numero 14 Franzò. Sì, si mette Franzò a intercettare la palla davanti a Musumeci. Il risultato come prima. Questa volta Musumeci era sulla palla. Ed è time out Cus Catania. Gioco che può riprendere. Riprende il pallone grazie a Lombardo. No, pardon, Federica Mancino. Ogni tanto scambio i numeri delle due squadre. Sì. Servizio teso, stavolta riceve bene Cus Catania. Musumeci, Murata. C'è stato il muro della Sensation Profumeria. Ancora si riprova. Musumeci insiste. Tocco del muro, Costabile. Tiene in gioco su Elen da Silva. Su Elen, da Silva. Ottima diagonale, esplode il palla Bonini. 20-21, si va sotto. Sensation Profumeria Gioiosa Ionica. Si rimette a giocare la Sensation. Federica Mancino. Ace. Ancora fortunata qui la centrale della Sensation Profumerie. La palla viene fermata dal nastro che poi ricade in campo Cus. Riagguanta il punteggio e si fa sotto. Ionica. Pari. Tesa questa volta. Franzotti in gioco, poi Musumeci, Murata è in campo. Che termina in campo. On fire. La Sensation Profumeria è gioiosa. 22-21. Non c'era nessuno in quell'angolino di campo. Tanto esce Musumeci e rientra Lombardo. Sì. Arrabbiata in panchina Musumeci. Indicazioni di mister albanese a Marica Costabile che ha in questo momento il pallone in mano. Lo consegna ora a Federica Mancino.
Si fa sentire il palla Bonini. Lunga. Out. Sì. Quindi 22 pari. Si interrompe la serie positiva della Sensation Profumerie. Cuscatania al servizio. Costabile, no, è il numero 10 Ferlito. Costabile non c'entra nulla. Tenta di raccogliere il pallone in caduta dal muro. Cianci non le riesce. 23 per la Sensation Profumerie, 22 per Cuscatania. Suellen da Silva al servizio. La gioca la Sensation Profumerie con Suelen Oliveira. Recupero del Cuscatania. Schiaccia anche bene. Numero 14 Franzò. Schiaccia altrettanto bene la Sensation Profumerie. Palla ancora in gioco. Ottima la schiacciata centrale della Sensation Profumerie. Risponde Di Lorenzo. Ha scavalcato il muro avversario. 23 pari a punto le due squadre adesso. Quante difese del Cuscatania, Gabriele? Sì. Abbiamo viste anche dal lato del Gioiosa Ionica. Lombardo, Lucrezia al servizio. Gioia Marica Costabile. Sosa va al centro da Salvatore. Rimanda di là il Cuscatania. Poi Oliveira. Schiaccia e si aiuta con il nastro. Si è sentito l'urlo di Lorenzo che voleva il pallone. L'Andonico. Il Cuscatania. Altro recupero. Chiama il pallone Davì e rimanda di là. La chiama anche Darretta. L'attacco di Martina Salvatore. Il punto è del Cuscatania. Perché? Ha chiamato forse fallo di piede? Possibile? Non lo so. Dal replay ho visto questo io. Rimandiamo in attesa che si preparino. Chi è che schiaccia? Ha schiacciato Salvatore, Martina Salvatore. Beh, avanti, scusa, come fa a fare fallo di piede? Da dove? Da sotto? Sì, da sotto probabilmente. Noi siamo un po' impallati dall'arbitro e quindi abbiamo visto poco. Facciamo un giro delle panchine. Indicazioni. Set point Cuscatania. Probabilmente in caduta ha messo completamente il piede dalla parte opposta. Ci fidiamo, non l'abbiamo visto. Sì, dal replay si vedeva poco. Troppo. Lombardo al servizio. Alla su Marica Costabile, Sosa costretta al bugger e quindi Darretta con la free ball. La prende la numero 17 Lombardo e altra free ball. Un po' di confusione in campo. Poi il muro del Cuscatania, Darretta, alza in bugger per Suelen che 25. manda out il pallone e chiude il secondo set 1-1. Tutto da rifare per la Sensation Profumeria Gioiosa Ionica. Un po' di confusione in quest'ultima azione con Lombardo che aveva preso un pallone che sembrava destinato a out e ha mandato un po' in tilt la sua squadra. Comunque poi si è continuato a giocare e Oliveira da Silva su Helen ha mandato out il pallone. Vediamo un attimo la classifica che prima non l'abbiamo vista. Intanto vedete inquadrata la numero 17 Lombardo a colloquio con il mister.
Zafferana prima in classifica, Pallavolo Crotone seconda, Traina SRL terza, Procori Regina quarta posizione, Fidelis Torretta quinta posizione, Cus Catania sesta posizione, Sensation Profumeria Gioiosa settima posizione. Le due squadre, se non vedo male, sono a pari punti. Io vedo piccolino, voi magari sugli schermi più grandi state vedendo meglio. O è 38 e 36, non vedo bene. Ottava posizione per Volle Valley con 30 punti, 28 punti Saracena Cassiopea Sisa. Volley Region decima posizione, quart'ultima Brico City Alus Volley. Ho perso un attimo la classifica, arriva. Poi abbiamo la Stefanese Volley, dodicesima posizione. Tredicesima posizione Logos Ardens Comiso, pardon. Planet Strano Light Catania, ultima posizione, 4 punti. Si riscaldano le giocatrici, mentre vediamo inquadrato un po' di pubblico presente al Pallabonini di Cinque Frondi. Fischia l'arbitro, tutto pronto per il terzo set. Squadra in campo, non ci sono cambi. Sì, riconfermata Lombardo al posto di Musumeci. Che è rientrata. È rientrata, sì, riconfermata. Sensation Profumerie con parte in più uno. Sì, parte in più uno. Servizio sul numero 5 Leone, che si conferma molto pericolosa con i suoi primi tempi. Primo punto per Cus Catania Volley, 1-0 per gli ospiti. Pronta al servizio per Cus Catania, la numero 14 Franzo. All'out si abbassa Darretta, che dà retta alla traiettoria del pallone. Giusto, uno pari. E ogni tanto queste me le hai insegnate tu. Servizio di Marica Costabile sul libero Davì. Primo tempo. Ancora lei, Leone. Secondo punto per Cus Catania. Dicevo, uno scontro diretto per quella zona della classifica, quindi un match importante per le due squadre. Valentina Leone al servizio. Lunga. Out. 2 punti della Sensation Profumerie, 2 punti ottenuti dagli errori al servizio delle avversarie. Ogni tanto mi viene da parlare al maschile, Renato. Ancora non mi sono abituato, sono passati 2 set, ancora non mi sono abituato. Costabile al servizio per la Sensation su Lombardo, e Lombardo alla schiacciata, tocco del muro, copertura su Ellen da Silva. Trova lo spiraglio giusto su Ellen Oliveira, mette proprio la palla dove non c'era nessuna avversaria. 3-2.
punto del Catania, 3 pari. Ancora una volta a segno Leone. No, stavolta mi sa che Ferlito era al servizio. Cianci. La gioca Pallonetto, con un ma si pallonetto. tuffa Davi. Ferlito in bagger da Di Lorenzo. La copertura di Sousa. Darretta in bagger per Suelen. Out. Lungo linea che termina out. 3-4. Gabriella Ferlito pronta Gabriella al servizio, Ferlito. più uno. Rimanda di là Sousa, non può. 3-5. Seconda linea. Darretta riceve. Attacco centrale. Vincente. Sembrava out. Comunque chiama tocco l'arbitro. La palla era dentro, sai? Comunque aveva chiamato il tocco l'arbitro. Ha chiamato tocco. La palla è in? A me sembra di sì. 5 pari. Io ho un Sembra sulla 4-5. linea. Se non sulla linea, poco oltre, quindi fuori. 4-5? Non 5 pari? 4, Io ho un 5, 3-5-4-5. Attacco centrale con E c'è Cianci. tocco. C'è il tocco, sì. Mani out. Altro break per Cus Catania, 4-6. Lucrezia Lombardo al servizio. Lombardo al servizio, la ricezione del Sensation Profumerie, primo tempo vincente con Martina Salvatore, 5-6. È pronta al servizio Landonio. Riceve Lombardo, Ferlito va dal numero 14 e ha tentato anche il recupero. Franzo, palla che però finisce sulla rete. Pareggia la Sensation Profumerie Gioiosa, 6 pari. Landonio al servizio su Davi, si distende. Free ball. Oh, per un pelo, e rimanda di là Sousa. Recuperata questa palla In extremis rimanda di là, allunga quanto basta questo pallone. sempre su Lombardo. Poi Di Lorenzo mani ottiene out. il mani out. La battuta continua ad andare su Lombardo. Cianci al servizio. Barretta riceve, Sousa in bagger per Marica Costabile. Oh, era Tiene in diretta gioco fuori Cianci. questa palla. Franzo schiaccia questo pallone con un braccio, tiene in gioco la Sensation Profumerie, free ball con Darretta che si dispera dopo il grande recupero. Pallonetto al centro. Chi si è tuffata? Da Silva? Su Helen? Com'è? Si è tuffata su Helen e non è Sì. riuscita a tenere in gioco il pallone. 7-8. Si asciuga il campo della Sensation. Le indicazioni tra compagni di squadra. Ha battuto Cianci. Attacco centrale. Attacco vincente. centrale. Ah no, di era Costabile. Marica Costabile che ha schiacciato. Sì, era lei. Sì. Fugge da
Non era un attacco generale, questo c'ha un nome particolare tecnico, ma beh. io non Lo lo so. so, non lo so. Pardon, pardon. Era centrale, Martina però Salvatore, sì, al servizio. Sempre sul da fondocampo, Lombardo che palla non che riceve rimane lì. bene. Franzo schiaccia Muro. e c'è il monster block della Sensation Profumerie che passa in vantaggio. Ricevisione difficoltosa di Lombardo su queste palle tese. Un pasito. Martina Salvatore al servizio. Sempre sul Lombardo, questa volta ha fatto un passo indietro. Primo tempo Centrale. Muro. Buona la copertura di Davì. Di Lorenzo con il pugno, il muro di Marica Costabile. Poi la pipe. Tiene in gioco la Sensation Profumerie. Primo tempo il pallonetto di Mancino. Poi ancora Costabile. Tocca il muro di Leone. Ferlito va proprio da Leone. Pallonetto. Si tuffa quanto basta Salvatore. Free ball. Di là, free ball. Ferlito va da Franzò. Ferlito va stavolta da Leone che ottiene il punto del pari, 9 pari. Grande e bello scambio tra le due squadre. È stata bravissima la alzatrice Ferlito a gestire questi palloni. Stavolta non ha insistito sempre sul centro, ma ha svariato il fronte d'attacco. Il servizio del Cuscatania viene ricevuto dalla Sensation Profumerie. Pallone che sembrava insaccarsi, viene recuperato. Sosa va da Marica Costabile, trova un'ottima schiacciata. Supera Davì la palla. 10-9. Più uno per la Sensation con la palleggiatrice al servizio. Sosa molto al attesa. servizio. Ha ricevuto Franzò. Franzò e sbuccia tocco del muro, palla a terra, 10 pari. Il muro era ben piazzato della Sensation. È stata brava Franzò ad ottenere il punto. Stessa Franzora al servizio. Riceve da retta su Helen Olivera come può. Ancora insiste su quel posto la Sensation, poi cambia Davì. Recupera la Sensation Profumerie, ancora Suelen da Silva che ottiene l'11° punto. Ha questa capacità Suelen di alternare colpi più deboli e colpi più forti, pallonetti d'esperienza a schiacciate belle forti. I rimproveri di mister Sciacca con la sua alzatrice Ferlito. Ed è pronta Marica Costabile al servizio. Riceve Davì, ancora in quella maniera Franzò, pardon. Era lei che ha schiacciato lei? Ha tentato il recupero alla Sensation Profumerie, palla out, 11 pari. No, Franzò era dietro, chi è che ha schiacciato prima?
Lombardo forse. Sì. Servizio di Leone. Attacco centrale. Buona la difesa del Cuscatania. Sousa. Se la chiama Marica Costabile. Poi schiaccia su Elen. Perlito. Il pallonetto. Ancora Sousa a tenere in gioco questo pallone. Da retta. Va dalla sua opposta. Su Elen da Silva. Ed è 12-11. Quindi adesso c'è la Sensation Profumeria al servizio con Federica Mancino. Si ferma sulla rete, 12 pari. Stiamo vedendo comunque una bella partita a livello di punteggio. Renato, si stanno davvero, stanno sempre col fiato sul collo le due squadre. Suelen ottiene il money out ed è 13-12. Da Silva al servizio. È Out completamente però, out. 13 pari. Continuiamo a punto Per l'appunto. per l'appunto. Lombardo al servizio. Su Marica Costabile. Sosa, pallonetto, forse Cianci sembrava un po' Sì. accompagnata questa palla. Infatti si lamenta un po' il mister Salvatore Albanese. Fortunata qui Sì. Cuscatania. Sì. Come no? Eccola qua. Sì, sì, Sì. era accompagnata. Lasciato scorrere Assolutamente sì, l'arbitro. a mano aperta. 13-14. Servizio di Lombardo. Riceve Sensation Profumerie, regalando di fatto il pallone alle avversarie. Non si fa pregare, se non mi sbaglio è stata Cianci a schiacciare. No. C'è un cambio. Esce Landonio. Rientra il numero 5. Gabriele ce l'hai tu. Pagano. Patrizia Pagano, schiacciatrice anche lei. E Pagano Riceve che proprio riceve. Pagano, sì. Pagano che attacca. Murata. Zoppica, Di Lorenzo schiaccia, tocca il muro della Sensation, si prenota su Helen, poi pallonetto per lei, recupera proprio da Silva. Il bugger finisce nel campo del Cuscatania. Di Lorenzo con il pugno mette giù il 16° punto. Non al meglio Renato, mi sa, Patrizia Pagano zoppica un po', chiama time out mister Salvatore Albanese. No, no. Vabbè. (13-16) al Palabonini di 5 Frondi in questo terzo set. È pronta Lombardo al servizio per il quarto consecutivo, che si ferma sulla rete e si sblocca così la Sensation Profumerie. 14-16. Neo entrata Patrizio Pagano al servizio.
non salta, non è Franze teso. Morata Di Marica Costabile su Di Lorenzo, 15-16. Monster block, monster block, monster block, come dice la canzoncina della TVB. Indicazioni sempre di Albanese alla sua Pagano. tesa sul libero su Davì. Il Pallonetto. pallone che cade. 15-17. C'è la centrale Cianci al servizio. Marica Costabile schiaccia questo pallone, tiene in gioco Lombardo, per Lito, per Franzo. C'è il fallo del muro del Sensation Profumerie. 15-18 a +3 Cuscatania. Batte subito Cianci, ha ricevuto Patrizia Pagano e poi ottimo l'attacco della Sensation Profumerie. 16° punto per loro. Bravissima Marica Costabile con la sua elevazione. Mettere a terra questo pallone. 16-18. Martina Salvatore al servizio. Attacco centrale. Molto rapido. Della solito 5 Leone. Numero 5. 16-19. Gioca molto al centro il Cuscatania, sempre pericoloso. Di Lorenzo è Out. Leggono bene le giocatrici della Sensation Profumerie. 17-19. Sousa al servizio. Riceve Franzò. Viene in gioco Patrizia Pagano. Ferlito va ancora da Franzò. La gioca la Sensation Marica Costabile. Scavalca il muro avversario. Ferlito al centro. Pallonetto. Marica Costabile ancora. Poi su Helen. Il pallonetto vincente per accorciare le distanze. 18-19. Bella azione. Time out chiesto dal Cuscatania, guidato da mister Santino Sciacca. Già il secondo. Uno solo chiesto invece dalla Sensation Profumerie. Pronto Maglia a fischiare. Fischia il secondo arbitro. Squadra è di nuovo in campo al Pallabonini con Sousa al servizio, sempre su Franzò. L'attacco centrale non è una novità, di nuovo vincente quello di Leone. 18-20. Franzò Federica al servizio. Su Pagano, l'attacco di Marica Costabile. Sousa va su Helen da Silva, che ottiene il 19° punto. Ha schiacciato forte sulle mani del muro avversario, pallone che cade poi al centro del campo avversario. Richiamo del
Primo arbitro all'alzatrice, Ferlito. Per? Non so, forse è un Quadrato? messaggio per l'angolino di riscaldamento. Servizio molto teso, pallone che torna nel campo del Sensation Profumeria, brava Darretta al recupero, poi Franzo sbaglia tutto, manda out il pallone, 20 pari. Lascia sfilare da Retta, che dà retta alla Retta. traiettoria della palla. Costabile, Marica al servizio. Ferlito. Lombardo in Vada schiacciata, Lombardo, sì, cade la palla, non c'è nessuno lì al centro che si butta. 20-21, passa di nuovo in vantaggio Cus Catania. Ed è pronta al servizio Leone. Sì. Si è fermato un attimo il gioco, forse per asciugare il campo. Ecco Leone. Mamma mia. Out però, colpisce troppo forte il pallone. Di nuovo parità tra le due squadre nella zona calda del set. Si fa sentire mister Albanese. Mancino al servizio. Su Franzo, Lombardo. Brava. Costabile sfrutta le mani del muro per portare a casa questo punto. È stata brava Patrizia Pagano su questa occasione. E quindi ancora Federica Mancino al servizio. Sempre su Franzo e Lombardo, stessa. Tocca il muro avversario, costruisce Mamma, la mamma, sensation, mamma. ne approfitta la numero 17 Lombardo che salta e dà fastidio al tentativo di Suelen Oliveira. E non ci poteva 22 arrivare pari. su questa palla. Gabriella Ferlito al servizio, riceve Costabile da 10 a 10. Suelen schiaccia bene questo pallone, passa in vantaggio la Sensation Profumeria Gioiosa, 23-22. Quando Da Silva ha questa palla fa male. Sì, sì. E le schiaccia tutte queste. Ecco Suelen Oliveira al servizio. C'è Franzola, attacco centrale di Cianci. Legge bene la Sensation Profumerie che adesso attacca al centro con la numero 12 Martina Salvatore e va a 24, set point, 2 disponibili. Da Silva al servizio. Su Davi. La schiacciata tiene in gioco Costabile, poi Da Silva schiaccia forte, brava Davi a tenere in gioco Ferlito, alza per il numero 7, pardon, per Di Lorenzo, si aiuta con il nastro la Sensation, poi ancora Di Lorenzo, cerca la palla alta, brava Marica Costabile a tenere in gioco. La schiacciata vincente di Patrizia Pagano che chiude il terzo set qui al Palaponini di Cinque Frondi, 25-22, come nel primo set 25-22, secondo set 23-25, terzo set 25-22. Si stanno dando battaglia le due squadre, alternandosi anche momenti di blackout, poi continui recuperi di punteggio
recuperi anche in campo, ne stiamo vedendo delle belle. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube Nicola Di Pinuccio, se vi va potete attivare anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche dei nostri video, dei nostri post, delle nostre dirette. L'immancabile Marcello Roselli inquadrato a tutti gli eventi di Cinque Frondi, c'è lui, fare riprese video e fotografie. Fischia l'arbitro, squadre pronte a rientrare in campo, 2-1 per la Sensation Profumerie guidata da mister Salvatore Albanese. Costretta a rincorrere Cus Catania guidata da mister Santino Sciacca. Non ci sono novità nelle due formazioni. Quindi riconfermate le formazioni. Parte Cus Catania al servizio con Cianci centrale, campo con Lombardo, Franzò, Perlito, Lazzatrice, Davì, Di Lorenzo libero, Leone l'altra centrale e Di Lorenzo l'opposto. Mentre la Sensation con Da Silva, Landonio, Costabile, Salvatore, Darretta, Mancino. Primo punto per la Sensation Profumerie. No, c'è Patrizia Pagano in campo al posto di Landonio. E poi Sousa, l'alzatrice. Adesso sbaglia il servizio Salvatore. Uno pari. Di Lorenzo alla battuta dalla parte opposta. Riceve Leone. Pagano ricevuto, poi l'ottima schiacciata del Cus Catania che si porta in vantaggio. 1-2. Sempre con Di Lorenzo Claudia al servizio. Su Leone. Sousa spinge di là questo pallone, Davì buona la sua copertura. Pallonetto centrale, casca dove non c'è nessuno. 1-3. 2 punti consecutivi per Leone. Chiama time out subito mister Salvatore Albanese che rimprovera
le sue giocatrici. Sentiamo la sua voce fino a qui. Sai che ha allenato anche me? Ah sì? Alle giovanili della Jolly. Ah. Tanti anni fa. Pronta Di Lorenzo al servizio. Sull'1-3. Dopo il timeout chiesto dalla Sensation Profumerie. Palla su Patrizia Pagano. Marica Costabile schiaccia questo pallone. Buona la difesa di Lombardo. Davi riprende il pallone, ma sono 4. Pallone che ha rimbalzato sul nastro secondo l'arbitro. Davanti Senza tocco ai suoi occhi. Sì. Secondo il libero Davi c'era stato il tocco delle avversarie. 2-3. Il servizio di Sousa ricevuto dal Cus Catania, l'ottimo recupero del libero Darretta. Palla out secondo l'arbitro. Mi sembra di sì. Vediamo il replay. Sì. Casca oltre la linea. 2-4 break del Catania. Qualche accenno di protesta nella Sensation Profumeria, chiamata di un poi tocco probabilmente. tutto sotto controllo. La battuta che ha rimbalzato sul nastro, poi ha tentato la pipe Costabile, quella che si è fermata sul nastro. 2-5. Chiarimento tra Sousa, mister albanese, e Marica Costabile, che si prende tutte le colpe. Il muro su Helen da Silva. 2-6 in blackout la Sensation Profumeria Gioiosa, che cerca una scossa. Ne approfitta Cus Catania. Le stiamo vedendo spesso in questa partita, in momenti di blackout da una parte e dall'altra. Servizio molto teso, ha ricevuto Pagano. Marica Costabile tocca le mani del muro avversario. Perlito alza per Lombardo, che ha schiacciato bene. Sousa va dietro ancora da Marica Costabile, ottiene il massimo. 3-6. Servizio Sensation con Costabile. Molto teso, brava Davia a tenere in gioco. Poi Lombardo schiaccia, c'è il buon muro della Sensation Profumerie. Pipe di Franzo, se la chiama il libero della Sensation. Poi la schiacciata di Da Silva, duello aereo. Sousa va dietro ancora da Suelen Oliveira. Buono il recupero di Franzo. Pallonetto Darretta, l'alza per Suelen, pallone out. 3-7. Leone al servizio. Sì, vuole spezzare un po' il ritmo delle avversarie. La Sensation Profumerie Gioiosa.
Buono l'attacco Si è del fatto- Profumerie Gioiosa Ionica. 4-7. Federica Mancino al servizio da fuori quasi dal palazzetto. Pallone che danza sul nastro, brava Davi a tenere in Mani gioco. out. Palla out, sì, mani out. Ha toccato Pagano. 4-8. Sì, ci sono le giolline in tribuna, Renato, a fare il tifo per la Sensation Profumerie. Le ragazze di prima divisione della Jolly 5 Frondi. Suelen, pardon, la doppia di Sousa. 4-9. Una palla che ha girato, si è vista. Continua il blackout. Sensation Profumeria Gioiosa Ionica. Servizio su Pagano. Il pallonetto di Oliveira. È stata bravissima Davi in tuffo a recuperare il pallone. Poi l'ottimo primo tempo di Martina Salvatore. Da una scossa alle sue compagne di squadra. 5-9. Da Silvia Suelen al servizio. Palla alta. Tentativo di recupero di Davi. Si è complicata un po' la vita con questa ricezione il Cuscatania. 6-9. Al servizio ancora Da Silva. Suelen da Silva. L'alzata per Di Lorenzo. Tiene in gioco Costabile. Poi schiaccia da Silva. Di Lorenzo, palla spinta, ancora brava Costabile a tenere in gioco questo pallone. Poi schiaccia, pallone raccolto, ma non basta. Patrizia Pagano ottiene il 7° punto. Ancora Olivera al servizio. Il pallonetto, non si tuffa né Marica Costabile né Suelen da Silva. E quindi si interrompe qui la serie positiva della Sensation Profumerie che torna sotto di 3. Quando Salvatore Albanese vede queste situazioni si arrabbia tantissimo. Pronta al servizio Lombardo. Riceve Costabile. Suelen Olivera schiaccia bene Davi, non riesce a tenere in gioco il pallone. 8-10. Qui adesso il pallone Pagano, pronta alla battuta. Palla su Davi, pallone basso. Buona la costruzione del Cuscatania, nonostante la ricezione così così. 8-11. Viene recuperato il pallone. Ed è pronta Cianci al servizio. Riceve la Sensation. Schiaccia Marica Costabile. C'era quasi il recupero del Cuscatania. Pallone che finisce sulla panchina. Nono punto per Gioiosa Ionica. 9-11.
Martina Salvatore al servizio. Ricezione di Lombardo. Primo tempo, pallonetto vincente. Ancora una volta, pallone che casca, pallone lento che casca, non letto dalle giocatrici della Sensation. 9-12. Sì, difficoltà di Pagano, vediamo al ginocchio. Marico Costabile recupera il pallone, Cuscatania, non c'è un colpo di trattenuta. Sousa, duello aereo, rimbalza questo pallone nel campo della Sensation Profumerie. Marica Costabile E arrabbiatissima ha ragione, è con è la l'arbitro. seconda volta che succede, che fanno, che è Sì, sì, alzata, ci sono stava, ci due. stava. Li ha mimato proprio con il pallone Eh come l'ha sì, ce n'è presa. stata anche un'altra nella set precedente, Sì, proprio sì, sì, sì. palese. 9-13. Marica Costabile di rabbia ottiene questo punto. 10-13, sempre sotto di 3 la Sensation Profumerie. Servizio Sensation, la schiacciata è buona Eh sì, di Franzo. questo lungolinea. 10-14. Una cosa bella che stiamo vedendo è che comunque il gioco varia molto, schiacciano tutte. Franzò al servizio. Slash in ricezione della Sensation Profumeria. 10-15. Servizio Kus. Buona la schiacciata di Da Silva. Lombardo tocca le mani del muro avversario. Sousa, la schiacciata di Costabile, pallone che non viene poi recuperato. 11° punto per la Sensation Profumeria. Pronta al servizio Marica Costabile. Non è teso, infatti torna nel campo della Sensation, non ne ha approfittato su Helen Da Silva. Sousa va da Pagano con un lungo linea vincente, ottiene il 12° punto. Ci ha messo un palmo della mano la ragazza del Cuscatania, non è bastato per il recupero. Ancora Costabile al servizio, riceve Davi, pallonetto, recupera la Sensation Profumerie e ovunque il libero della Sensation Profumerie. Poi l'attacco centrale vincente, non ce Sempre l'ha fatta del Sousa. Leone, 12-16. che fa la parte del Leone in questa azione. C'è Elisa Darretta Renato che è ovunque nel campo della Sensation. Così Raut, così la ricezione, quindi costretta alla free ball. Gioiosa Ionica rimanda di là Darretta, ottimo recupero, ma doppia sull'alzata, la palla ruota
Sì, ci può stare, ma comunque poteva essere evitata questa chiamata. Comunque il pallone era molto rapido. La ricezione della Sensation, recupera Sousa, schiaccia Oliveira, ma manda out questo pallone. 12-18, completo blackout per la Sensation Profumerie Gioiosa Ionica. Chiama formazione Marica Costabile, chiede calma il capitano della Sensation. Ed è pronta Valentina Leone. No. Pallone che torna nel campo slash, questa è la slash Aia. della Sensation Profumerie. Rimane a terra, rimane a terra. Marica Costabile. Si rialza. Tutto ok. Aveva appoggiato un po' male. Quando è scivolato. 12-19 il punteggio. Errore al servizio del Cus Catania. 13-19. 5 punti consecutivi del Cus Catania. Federica Mancino al servizio per Sensation. Jump plot per lei. Attacco centrale murato. E poi tenta Cianci di sistemare questo pallone, ma lo manda completamente out. 14esimo punto Sensation. Sotto di 5, ma mai dire mai. Abbiamo visto più volte in questo set e in questa partita continui recuperi di punteggio. Federica Mancino al servizio. Sul Lombardo. Lombardo propone anche per la schiacciata. Sousa va dietro da Suelen da Silva. Questo è il colpo suo. 15-19. Ottima schiacciata dell'opposto, opposta del Sensation. E quindi ancora Federica Mancino al servizio. Mancino con il destro. Lombardo, lungolinea. Difende Sousa e poi schiaccia Da Silva. Il muro, copertura di Da Silva. Sousa in bugger. E pallone che casca dopo il tocco del muro. 16esimo punto per le ragazze di mister Salvatore Albanese. Time out chiesto da mister Sciacca, il primo in questo set, uno per parte. Abbiamo inquadrata la panchina della Sensation Profumerie. Tende il braccio il primo arbitro Mallia. Federica Mancino al servizio. Tesa. Tenta il recupero di rincorrere questo pallone. Le giocatrici del Cus Catania. 17-19.
adesso sotto di 2 la formazione calabrese, ancora al servizio con Federica Mancino. Pallone su Davì. Primo tempo. Sì, è in campo, ottimo primo tempo di Cianci. 20 per Cus Catania Volley, 17 per la Sensation Profumerie. Adesso il servizio, Gabriella Ferlito costruisce la Sensation Profumerie con Da Silva, che permette alle sue compagne di squadra di tornare a -2, 18-20 al Palabonini di 5 Frondi in questo quarto set. Suelen al servizio, ha ricevuto Cus Catania, Di Lorenzo ha schiacciato, Sousa in bagger per è in, sì, è in, pallone lento, si è visto le proteste del Cus Catania, pallone completamente sulla linea, abbiamo visto anche il replay. Buona la schiacciata di Patrizia Pagano, 19-20, -1 della Sensation Profumerie. Suelen batte il pallone, l'attacco centrale di Cianci, tenta il recupero, Tarretta, era un po' difficile alzare il più possibile questo pallone, quindi 19-21, altro break per Cus Catania Volley. Lucrezia Lombardo al servizio. Riceve Marica Costabile, Sousa in bagger, va da Patrizia Pagano, costruisce Cus Catania con Franzò che ottiene il 22esimo punto. Time out, usa anche il secondo time out mister Salvatore Albanese. Mentre vediamo inquadrata la panchina del Cus Catania. Cioè 9-22, zona calda del set. Pronta al servizio Lombardo. La ricezione un po' difettosa della Sensation Profumerie. Rimanda di là Darretta, ancora Darretta, tiene in gioco la Sensation, 4 con il colpo di Suelen da Silva che finisce sul nastro, non tocca il muro avversario. 19-23, sembrava aver recuperato la Sensation Profumeria, adesso scappa nuovamente Cus Catania. Cus Catania al servizio con Lombardo, servizio che termina out. 20 per Sensation Profumerie, 23 per Cus Catania. Chiama formazione la capitana Gabriella Ferlito. Sul 20-23, quindi gioco fermo per adesso, mentre è pronta al servizio Patrizia Pagano. Batte Davì, recupera il primo tempo, tocca la rete, non viene chiamato nulla dall'arbitro. Poi pallone respinto
Proteste accesissime del CUS Catania. 20-24. Gli è andata bene al CUS Catania, perché fosse stato punto della Sensation aveva tanto da lamentarsi. Beh, comunque questa era abbastanza evidente, Renato. Cartellino giallo per la Sensation Profumerie, che ha protestato. Gli era andata anche bene alla Sensation con quella svista dell'arbitro che non ha... Ma ce l'aveva sotto gli occhi, dai. Sì, che non ha fischiato nulla. C'è anche l'osservatore, non so cosa sta scrivendo. 20-24, cambia il servizio, è uscita Cianci ed è entrata la solita Giada Musumeci. Ha servito molto bene quando è entrata. Servizio infatti molto teso. Marica Costabile tiene in gioco Gabriella Ferlito. Il pallonetto spinto di Franzò. Ancora Costabile. Tiene in gioco Musumeci. Poi palla out di Franzò. 21-24. C'è la Sensation al servizio con Martina Salvatore. Attacco centrale. Sousa da terra, alza questo pallone per Marica Costabile, che però si porta giù la rete. Il pallone era molto avanti, non poteva fare di meglio Sousa. E quindi si chiude il quarto set al Palabonini di Cinquefrondi. Tutto da rifare di nuovo per la Sensation Profumerie. Gioiosa Ionica. Scende l'arbitro per il sorteggio. Si va al quinto set. Sorteggio deciso che fa cambiare campo. Quindi cambio campo e poi ad 8 si cambierà nuovamente. Chi adotti? Hai detto che hai adotto? Ad 8. Chi adotti? Io nessuno, poi. Siamo in attesa del quinto set qui al Palabonini di Cinquefrondi. Location insolita per la Sensation Profumerie, che ovviamente è abituata a giocare in casa a Gioiosa Ionica. Palazzetto indisponibile per questa giornata di campionato, e allora è stato messo a disposizione il Palabonini. Vuoi parlare al microfono? Vuoi parlare al microfono? Sì. Ciao.
Tutto pronto per il quinto set. O due o un punto. 2 per chi vince, 1 per chi perde. Squadre molto stanche in campo, confermate le formazioni iniziali. Non la formazione iniziale, ma l'ultima. Cioè Pagano Sì, che è dell'altro entrata set. Con Patrizia Pagano, sì, al posto di... Landonio. Al posto di Landonio stava giocando, sì, perché penso... Speriamo sia Landonio, che noi avevamo numero 4, sì, sì. ci mancava il penso... numero 7. Cioè, forse non è stata schierata dall'inizio Pagano perché non era al meglio. Infatti appena entrata ha fatto una smorfia, poi è riuscita a riprendersi. Riprende il gioco al Palabonini con il primo punto della Sensation Profumerie, messo a segno da Marica Costabile. Capitano. Ed è pronta con Martina il numero 12, Martina Salvatore. Riceve Davi, l'attacco centrale vincente di Cianci. Da tutta la partita il Cus Catania continua a far male al centro. Non c'è stato verso per la Sensation Profumerie di fermare gli attacchi centrali. Qualcuno è stato fermato, ma Lombardo al servizio. molti hanno fatto male. Su Costabile. E Costabile in schiacciata. Bella. Si intercetta Davi con un braccio. Lombardo da seconda linea. Rimanda di là l'alzatrice della Sensation, il muro della Sensation, poi Ferlito va da Franzò, palla che torna nel campo del Cus Catania. Ha schiacciato Di Lorenzo, tiene in gioco la Sensation, schiacciata poi di Costabile. Insiste con Di Lorenzo, muro di Costabile. Monster block della Sensation Profumerie 2-1. Più 1 per la Sensation con la palleggiatrice al servizio. Corta. Oh, recupera e recupera anche Darretta, poi schiaccia Costabile, schiaccia Franzò. Era diretta fuori. Franzò con il pugno, 4. tocca l'asta, sì. Quindi terzo punto per la Sensation Profumerie. Ed è pronta al servizio Sousa. Ferlito va al centro. Centurata questa volta. Cianci. Palla che scavalca il muro. Il recupero della Sensation Profumerie. La buona la schiacciata schiacciata. Bene Ferlito in difesa. Ancora Marica Costabile. Chiamata in causa anche per l'attacco. Pallonetto brava. Vincente. Una grandissima giocata della schiacciatrice della Sensation Profumerie. Time out. 4-1. Cus Catania. Di furbizia questo pallonetto, Gabriele. Abbiamo incontrato alla panchina le indicazioni di mister Santino Sciacca.
Tutto pronto per ricominciare. Consegna adesso il pallone da retta alla sua alzatrice Sousa. Perlito va al centro, il muro del Profumerie, palla che danza sul nastro e il pallone recuperato, poi Suelen da Silva che fa 5-1. Non si fa pregare da Silva su queste palle, Gabriele. Sì. Quindi ancora al servizio Sousa. Sempre corta. Sì. Schiaccia Franzo. Palla che rimbalza sul muro della Sensation. Non c'è autocopertura. 5-2. Si sblocca Cus Catania. Servizio di Cianci. L'attacco di Marica Costabile Murato, il recupero della Sensation Profumerie, attacco centrale di Leone, recupera da retta, poi però il pallone era fuori misura, è riuscito a prenderlo Sousa. Terzo punto per Cus Catania. Questo è il servizio con Cianci, riceve Pagano, la schiacciata out di Marica Costabile. 5-4. Vedi come continuano a prendere il vantaggio le squadre e poi all'improvviso calano. Poi calo di diversi errori, ora palla regalata. Ma da una parte e dall'altra. Forse siamo abituati al mondo maschile, succede poche volte, ma nella femminile sto notando che sono continui cali e recuperi del punteggio. Pronto al servizio ancora Cianci. Riceve da retta, schiacciata di Da Silva, pallone che torna nel campo del Profumerie, recuperato poi dopo il tocco del muro. Si tuffa Lombardo, poi schiaccia Di Lorenzo, si tuffa Sousa, alzata di Darretta, buona la schiacciata di Marica Costabile, rimanda di là in palleggio il Cus Catania, la schiacciata ancora di Costabile, l'autocopertura, poi su Elena e si pallone insacca questa palla, si sblocca adesso la lungo scambio con recuperi, con un Pagano che nonostante acciaccato ad una gamba, che sta giocando già dal suo ingresso con visibili e vistosi problemi al ginocchio. Sì. Servizio Lombardo. di Costabile, Perlito va da Di Lorenzo, chiude la diagonale, difende bene Sousa, tocca il muro del Cus Catania, Franzo schiaccia, c'è il muro della Sensation e poi stavolta chiude bene la diagonale Di Lorenzo che fa 6-5. Stiamo vedendo belle costruzioni del Cus Catania con l'alzatrice che gioca a tutto campo e serve bene le proprie compagne. Riceve Darretta, la schiacciata, poi su Helen, con il pallonetto, palla che casca in mezzo a 4 e nessuno ci mette una mano. Rivediamo e apprezziamo il replay. Pronta al servizio Mancino. Federica Mancino, tesa sul nastro
Primo tempo centrale di Leone, come aveva al presa solito. Mancino, però non è bastato. 7-6, continua a rincorrere Cuscatania, adesso sotto di 1. Franzò al servizio. Tesa su Costabile. Da Silva, tocco del muro. Palla a terra. Cambio di campo, 8-6. E cambio campo. Forse ho capito perché hanno voluto cambiare campo all'inizio set. Perché se non mi sbaglio si è vinto solo da quel lato. Dal lato di destra. Quindi per scaramanzia nel sorteggio avranno pensato cambiamo campo. Ancora gioco non pronto. Facendo adesso il secondo arbitro che si può iniziare. Ed è pronta Suelen da Silva al servizio. Ricezione di Franzò. Pallone che si insacca. Ha schiacciato Leone. 8-7. È proprio Leone ad andare al servizio per Cuscatania. Riceve la sensation. L'attacco centrale vincente del numero 12 Martina Salvatore. Che ha visto campo libero. La faccia che ha fatto dopo aver schiacciato, dice meno male. Io la mando di là, poi vediamo, speriamo bene. 9-7. Riceve Cuscatania. Lombardo ottiene un ottimo punto, 9-8. C'è un Chiama in cambio, causa. non Sì. ce la fa più Pagano. Eh sì. E rientra Landonio. +1 per il Costo Catania. Tesa. Sistema questo pallone Sousa. E ottiene il massimo. Marica Costabile. 10-8. E senza fare invasione. Proprio a fil di rete. È vero. La palleggiatrice della Sensation raddrizza questa palla. Martina Salvatore al servizio. Su Davì. Lungolinea di Franzò. 19. Non si sta più giocando a pallette adesso. Tutte belle schiacciate. Ha tentato l'aggancio Davì, poi gli è sfuggito il pallone. Adesso ha consegnato a Lombardo, pronta al servizio. Riceve Costabile, Sousa Alzenbacher proprio per Costabile. Bene Davì a tenere in gioco. Poi Franzò dall'altra parte risponde Darretta. Marica Costabile, Murata, Darretta copre. Sousa va da Suelen. La copertura di Lombardo, chiamato in causa Franzò con il pugno. Sousa stavolta va da Marica Costabile, usa la testa del muro avversario per ottenere l'11° punto.
stata brava Sousa a gestire i palloni. Renato sì, è dovuto da un fronte correre. all'altro, è passata. Muro della Sensation, vediamo come la gioca. Il Cuscatania la gioca con Franzo che ottiene il lungolinea. 11-10. Timide proteste del Sensation, non so come mai. Sì, l'alzatrice ha detto in campo. Poteva essere la palla fuori. era nettamente in, abbiamo visto anche il replay. Cianci al servizio, palla su Costabile, poi Costabile per l'attacco, non riesce a tenere in gioco la numero 10 Ferlito. Costabile riceve sempre molto bene. Cambio di nuovo, si chiude il cambio, rientra Pagano, esce Landonio. Si alza il muro. Sì. Sperando che possa riuscire a saltare con una gamba, con la gamba del salto. Ace per Marica Costabile che porta a 13 le sue compagne di squadra. Time out chiesto dalla formazione ospite Cuscatania Volley e andiamo in panchina con Salvatore Albanese. Palla Bonini come sempre caldo a livello di pubblico. Caldo? Fa un po' freddino qua su, però l'atmosfera comunque è calda. Pronta Costabile al servizio. Jump float molto tesa sul Lombardo e Franzoma tiene. Brava Sousa. Recupero della Sensation, molto fortunata la squadra di coach albanese. Poi il recupero di Marica Costabile, ha schiacciato Pagano. Muro della Sensation, non riesce a passare di là il Cuscatania, lo fa adesso ed è out con Franzo che ottiene il money out, palla che tocca l'asta dopo il muro. Guarda il cambio di gioco che fa il Cuscatania su ogni palla. Sì, ma pure la Sensation lo sta facendo con ottima regia da una parte e dall'altra. 13-11, pallone teso Darretta, poi Sousa per Suelen, pallone che era impossibile da recuperare e si porta al match point. 3 match point a disposizione della Sensation per portare a casa questo 3-2 sofferto. Al servizio Federica Mancino. Palla sul Lombardo, forse era destinata out, poi costretta alla free ball Cuscatania, opportunità per Sensation Profumerie, ottimo recupero del Cuscatania, poi Franzo ottiene il money out. 14-12. Sangue freddo per Cuscatania in questa azione. Cinica la squadra di Mister Sciacca. Time out chiesto da Mister Albanese, ci sta. Vuole interrompere subito il ritmo del Cuscatania. Dare indicazioni su questa costruzione, questa ricezione. Quindi devono ricevere bene le ragazze di Mister Albanese per permettere alla palleggiatrice di costruire. Possibile attacco al centro con la Salvatore e con Suellen da Silva.
Seconda linea abbiamo Costabile, quindi ricezione di Costabile. Palla alta, in difficoltà Pagano, recupera Costabile e schiaccia Suelen, palla out. 14-13. Era da gestire meglio, sì. Suelen doveva appoggiare e non tirare a tutto braccio. Si è fatta ingolosire, sì. Voleva chiudere, la fretta spesso porta a questo. Franzo al servizio, palla che sembrava destinata out, comunque la gioca la Sensation Profumerie. Franzo difende, poi Lombardo, dà retta Sousa per il recupero incredibile della Sensation, palla che era destinata out, la prende Franzo e poi messo giù questo pallone pari. Incredibile, la palla Bonini, 14 pari. E non ce la fa più la Sensation. La Pagano ha sì, problemi. Infatti, sì, si è visto. Non ce la fa. Tanto non ha cambi. Non ha cambi Coccia Albanese ed è costretto a schierare. Ora sicuramente batteranno su Pagano, infatti, però riceve bene Suelen. Da terra Franzo riesce a rimettere in gioco il pallone. Sousa da retta in bagger per Suelen e poi pallone che casca. Era riuscita altro a match point. Era riuscita a toccarla Renato, il libero da V non è bastato. 15-14, altro match point per Sensation Profumerie dopo averne sprecati 2 alla terza opportunità. 3, era 14-11. Era 14-11? Certo. Servizio ricevuto dal primo tempo, Murata. Davi alza Lombardo. Oh. Lì non ce la fa, poverina la Pagano. 15 pari. Giustamente ne può anche approfittare Cus Catania. Ma a questo punto era da magari schierare l'Andonio. Cambia in vista per Cus Catania al servizio. Esce Leone, entra la numero 6. Guglielmino. La seconda palleggiatrice, non ricordo male. No. Sì, il riscaldamento stava alzando, quindi il secondo alzatore. Eccola inquadrata. Pallone che danza sulla rete e passa di nuovo in vantaggio la Sensation Profumerie. È una palla Ionica, corta che 16, se un centimetro oltre sarebbe cascata in campo. Sì, sì. Sarebbe stato punto del Cus. Sì. Pagano al servizio. La gioca Cus Catania. Lombardo, muro, possibilità per Sousa, Marica Costabile, tiene in gioco Franzo, poi ancora Lombardo, il muro della Sensation Profumerie, Gioiosa Ionica, che chiude questa lunga partita, quasi 2 ore e mezza di gioco. Mamma, sono stanco io. Bella partita, complimenti alle due squadre che se le sono date. Ci siamo davvero divertiti. Abbiamo fatto una scorpacciata di volley ieri sì. e oggi. E oggi tanto, perché c'è ieri stata 3-1, oggi 3-2. Alla fine 2 punti li ottiene Gioiosa Ionica, un solo punto per Cus Catania. Adesso facciamo vedere il saluto delle ragazze che ringraziano il pubblico, hanno gridato grazie. Ok. E mandiamo un attimo la grafica della prossima giornata di campionato, la 23esima. Volley Valley, Funivia Etna Catania contro Cus Catania Volley.
derby. Saracena, Cassiopeia Sisa contro Traina SRL Caltanissetta. Procori Ericina Volley contro Stefanese Volley. Andando avanti abbiamo la Cosedil Zafferana contro la Sensation Profumerie. Brigo City Alus Volley contro Planet Strano Light Catania. Volley Region RC contro Fidelis Torretta Crotone. L'altra partita è, andando avanti, Pallavolo Crotone contro Logos Ardens Comiso. Comiso. Sai dov'è Comiso? Nelle isole. Isole di Sai dov'è Sicilia. Comiso? Davvero? È isole di Sicilia, ho indovinato. Eh? È isole di Sicilia, se non mi In sbaglio. Sicilia, vicino Palermo. Non ci resta che ringraziarvi per averci seguiti fin qui, da Alessia Nasso, che è stata la nostra cameraman oggi. Debutto nell'edicola di Pinuccio di una cameraman. Abbiamo sempre avuto una regista, non abbiamo mai avuto una cameraman. È vero, è vero. Che salutiamo la regista. Ci segue da Torino. Aspettiamo per l'affrontata di 5 Frondi domenica in diretta a partire dalle ore 11 più o meno. Da Renato e Gabriele è tutto, vi ringraziamo per averci seguiti, vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook Edicole di Pinuccio per rimanere aggiornati ultima partita dell'anno, per rimanere aggiornati su tutti gli eventi. Quindi la nostra stagione del volley è adesso finita possiamo qua. dire che è finita. Non sappiamo, giocheranno ancora qui da noi? Non lo so, vedremo. In ogni caso per questo ho detto seguiteci sui social. Grazie e arrivederci alla prossima con l'Edicola di Pinuccio. Gioiosa. Mo troppo. Arrivederci. Arrivederci.